Ha fatto uno sforzo davvero grandissimo Pippo Pozzato per riportarsi sui due quando al traguardo mancavano 8 km. È stata molto buona l'accelerazione di Philippe Gilbert. Sta avanzando il gruppo, quindi tra poco verranno raggiunti Cancellara, Flece e Gutierrez. È molto più difficile però andare a riprendere i primi tre. Dovrebbero fermarsi, non dovrebbero più collaborare, anche se mancano ancora poco meno di 2 chilometri. Vedete Gutierrez adesso ha ripreso dal gruppo forte di 60-70 unità. Ancora una decina di secondi di vantaggio. Superato il ponte sul fiume Cher, quello che avete visto è l'arco dei 2 chilometri. Bisognerà insistere ancora, non possono assolutamente controllarsi, altrimenti il gruppo recupererà velocemente questo gap. Probabilmente Kron sta cercando di risparmiarsi, sta cercando di organizzarsi la Milram, la squadra di Alessandro Petacchi. C'è anche Napolitano lì davanti, anche Freire. Petacchi ha le scarpette gialle, lo potete notare, divisa azzurra e scarpette gialle, l'unico della sua squadra che indossa queste calzature, sono facilmente visibili. C'è Marco Velo adesso in testa al gruppo, prova a partire Karsten Kron, ormai siamo in prossimità dell'ultimo chilometro. Solamente 9 secondi per... Il gruppo è molto vicino. Non c'è più accordo, ultimo chilometro, non c'è più accordo. Vedete che stanno perdendo in quest'ultima frazione di corsa anche la Rabobank. Vedete solamente 50 metri, niente, si sono se fermati. fanno così perdono la corsa, se fanno così perdono la corsa. Gilbert e Pozzato, d'altronde c'è stata collaborazione sino ai 2 chilometri dal traguardo, vengono raggiunti, quindi si rimescolano le carte. Adesso Pozzato sembra intenzionato addirittura a partecipare a questa volata. Gruppo compatto ai 500 metri dal traguardo. Petacchi a ruota di Zabel, e quindi potrebbe partire tra un po' Eric Zabel proprio per lanciare Alessandro Petacchi. C'è anche Freire, c'è anche Stegmans sulla sinistra, rimane chiuso il belga, c'è anche Duque, anche Alan Davis. C'è Petacchi che prova a uscire sulla sinistra, Alessandro Petacchi con Fischer sulla destra, c'è Petacchi ancora, vedete viene affiancato da Freire, nulla da fare per Bonen, per McEwen, e alza le braccia Petacchi dunque riesce a sfatare questo tabù della Parigi Tour. Secondo, Chicchi secondo, quindi doppietta italiana, Petacchi e Chicchi. Era dall'anno 2000 che un italiano non riusciva ad imporsi nella Parigi Tour. L'ultimo fu Andrea Tafi, anche quella una